per il Veneto, sicuramente ormai stiamo andando verso la tesi che con il 18 saranno aperti non solo i luoghi di commercio, ma anche i bar, ma anche i ristoranti, ma ritengo anche i parrucchieri, ma ritengo anche i servizi alla persona. Il sottosegretario all'interno Achille Variati ha ribadito in diretta Skype con chiarezza ciò che in giornata è stato poi confermato anche dal ministro agli affari regionali Francesco Boccia. Dal 18 maggio aperture differenziate tra le regioni potranno, ha affermato Boccia, riaprire gran parte delle attività economiche, facendo inoltre sapere che da giovedì saranno pubblici i dati dei contagi di ogni regione. Domani intanto il tavolo regioni e governo sulle riaperture. Il monitoraggio fatto dalla Regione Veneto è iniziato su queste richieste del governo e con i parametri del governo il 4 di maggio e finisce sostanzialmente domani. Questo monitoraggio darà il quadro della capacità, diciamo, di reazione sanitaria del Veneto ad una possibile ripresa del virus e l'andamento epidemiologico in Veneto. Penso che i parametri siano buoni. Se così sarà, come pensiamo, a quel punto partono le aperture differenziate. Cosa vuol dire? Che i territori a basso rischio possono aprire prima dei territori a rischio medio, per non parlare dei territori ad alto rischio. Garantire la tutela dei clienti e dei lavoratori, sottolinea Variati, che riprende gli appelli e i rimproveri dei sindaci dei capoluoghi ai cittadini che stanno interpretando con troppa leggerezza le nuove libertà. Hanno ragione i sindaci, anche il sindaco di Vicenza che lei citava, a raccomandare ai cittadini che occorre che mantengano quelle precauzioni, che poi alla fin fine sono due: il distanziamento l'uno dall'altro, la mascherina, i guanti. Sono piccole avvertenze, fastidiose? Sì, fastidiose, ma essenziali, perché il virus circola, c'è ancora gente che muore. Infine un passaggio da sottosegretario all'interno sul ritorno in carcere per boss mafiosi e condannati per terrorismo. Il governo ieri d'urgenza si è riunito, ha approvato un decreto e in realtà nel giro di una quindicina di giorni tutte queste posizioni saranno rivalutate ad una ad una. Il governo è intervenuto correggendo norme antiche. Attenzione, ci sono alcuni in Parlamento che sono lì da decenni che si scandalizzano. Io dico, ma scusa, se sei lì da decenni avresti anche potuto metterle a posto queste vecchie leggi.